Ciao a tutti e benvenuti su Hotspot Italy. Oggi vorrei consigliarvi un sentiero molto facile per famiglie che hanno bambini piccoli. Questo sentiero parte dal parcheggio che avevamo visto nel precedente video e arriva fino al rifugio Monte Torla. È una passeggiata molto breve, ma consiglio vivamente scarpe da trekking e bastoncini. Prendiamo la strada che trovate alla sinistra del parcheggio, che all'inizio è asfaltata e poi diventerà sterrata. Qui possiamo vedere dei bellissimi scorci di Campo Fontana. Si arriva poi in Contrada Pagani, dove vi consiglio la visita, le splendide case recuperate dai proprietari e la fontana presente in contrada. L'accesso alla contrada è vietato, tranne che per i residenti o per chi hanno la seconda casa. Vi consiglio per cui di lasciare l'auto o 200 metri prima della contrada o al parcheggio a Campofontana. E se avrete fortuna potrete vedere anche il lupo. Poi, superato il fresco bosco, sarete a metà del percorso. Superato un cancello dove potete ammirare delle bellissime mucche, da qui sopra potrete ammirare il gruppo del Carega e non solo. Il rifugio alpino Monte Torla è
era un'antica malga con casara ed è stata recuperata perché ormai era abbandonata a se stessa. Prendete il sentiero a sinistra e proseguendo per un quarto d'ora scorgerete in lontananza il rifugio Monte Torla. Capita specialmente nei fine settimana che un allevatore della zona organizzi un punto rinfresco dove vengono venduti panini, salumi tipici e formaggi tipici della zona. Vi lascio tutte le info sotto in descrizione. Il video finisce qui, ricordatevi di iscrivervi al canale per altri hotspot e alla prossima. Ciao!